Un invito a favorire il rinnovamento profondo della Chiesa e della società e la riflessione di Monsignor Alberto Tanasini a conclusione delle feste di luglio a Chiavari e a Rapallo. In corso i lavori di miglioramento al porto di Chiavari. In attesa del collaudo definitivo si studia il modo per eliminare il problema della risacca. A breve un progetto sarà presentato in Regione. In vista delle nuove elezioni del direttivo, l'associazione Proscogli si gode il successo della festa 2019 dei Santi Pietrepaolo. Nell'occasione è tornata al Gruppo del Sale la statuetta della Vergine protettrice dei marinai. Applausi questa mattina all'alba sul lungomare di Chiavari per il concerto del quartetto Archi all'Opera, con loro i giovanissimi cantanti del piccolo coro Faldi. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Un invito a superare le divisioni e i campanilismi sia a livello di Chiesa che di società civile per favorire occasioni di rinnovamento profondo spendendosi per la nuova evangelizzazione per i giovani. È uno dei passaggi chiave delle riflessioni proposte dal Vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini a conclusione delle feste di luglio a Chiavari e a Rapallo. Sentiamo. Nella storia della diocesi di Chiavari l'intervento di Maria ha sempre portato un rinnovamento profondo, un cambio d'epoca lo definirebbe Papa Francesco. È accaduto a Chiavari dopo l'apparizione del 2 luglio del 1610, accadde a Rapallo preservata da dolore e calamità più volte nella storia. E così la devozione mariana, ha spiegato il Vescovo durante le celebrazioni di inizio luglio, può portare un generoso apporto di creatività come conseguenza del rinnovamento profondo che la presenza di Maria genera nella storia. Monsignor Tanasini lo ha chiesto nelle celebrazioni, questo scatto di creatività con particolare riferimento ai giovani. Sembrerà forse un ritornello solito, ma io sono preoccupato per la condizione dei giovani nel nostro territorio e soprattutto di un territorio che mi domando se ha davvero attenzione ai giovani, se lo ha a cuore, che poi avere attenzione ai giovani vuol dire guardare al domani. E ho anche pensato di dover sollecitare a una creatività che dia uno slancio nuovo alla nostra vita di comunità, sia per la Chiesa, ci siamo impegnati per la nuova evangelizzazione, sia per la comunità civile. Abbiamo bisogno forse di vedere che cosa possiamo fare che dia una spinta. Il Ministero del Vescovo si è indirizzato in questi anni verso un cammino di comunione per la Chiesa diocesana tutta. Non è mancato nelle feste di luglio un riferimento alla necessità di superare divisioni e campanilismi e neppure il grazie alla Vergine che ha preservato Rapallo dalla perdita di vite umane nella notte della mareggiata di fine ottobre. In una situazione drammatica ha evitato che ci fosse una tragedia, perché nessuna vita umana è stata coinvolta. Ecco, non abbiamo potuto mancare di ricordarlo e di dire che allora queste feste alla Rapallo avevano un tono tutto particolare. In molti sono rimasti colpiti dal gesto del pastore della diocesi che ha voluto partecipare alla processione con la venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto in sedia a rotelle per non mancare nonostante le difficoltà di movimento. Finché ho potuto ho camminato, però poi non mi sono voluto ritirare dalla processione e ho preferito fare questo contando sulla comprensione della gente e ho visto molti segnarsi col segno della croce quando benedicevo e questo mi ha fatto pensare che ci fosse un rapporto con le persone che vedevano passare la processione e quindi ho pensato che fosse bene così, spero di non aver sbagliato. Siamo alla cronaca di oggi. È scivolato sugli scogli, molto probabilmente mentre pescava con la canna. Un uomo di 58 anni di Lavagna è stato soccorso questa mattina a Chiavari dal personale della Capitaneria di Porto. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Direzione Marittima della Liguria intorno alle 5:30 da parte di un uomo che ha notato il ferito incastrato tra gli scogli della massicciata esterna del porto turistico. L'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, pertanto, ha disposto l'invio di una motovedetta.
e dopo numerosi tentativi l'uomo è stato estratto dagli scogli da vigili del fuoco, personale medico e carabinieri intervenuti da terra. Imbarcato sulla motovedetta, che è riuscita ad accostarsi alla massicciata nonostante le difficoltà dovute agli scogli affioranti, l'uomo è stato affidato intorno alle 6:15 alle cure del personale medico e trasferito con un'ambulanza all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe recato sugli scogli per pescare intorno alle 19 di ieri sera. Dopodiché è caduto ed è rimasto incastrato sino a quando non è stato notato dalla persona che appunto questa mattina ha allertato i soccorsi. Cambiamo tema, vanno avanti i lavori di miglioramento al porto di Chiavari in attesa del collaudo definitivo dell'intero scalo. Intanto si studia il modo per intervenire ed eliminare il problema della risacca all'interno del bacino portuale. Un progetto sarà presentato presto in Regione. I dettagli nel servizio. Dall'ingresso del gruppo Marinedi, quale socio del porto, Marina Chiavari sta cercando di realizzare un approdo piacevole, capace di attirare anche le grandi imbarcazioni. Marinedi, d'altra parte, è specialista nel progettare porti commerciali e turistici. A Chiavari sono state migliorate le infrastrutture, ampliate le aree verdi ed è partita la raccolta differenziata a barca con l'ausilio di ormeggiatori assunti da poco e sembrano già esserci ottimi ritorni. Anche i transiti dei turisti normali che non sono legati a questi eventi catastrofici, questi transiti stanno migliorando sensibilmente rispetto agli anni scorsi e contiamo di riuscire ad avere un'annata positiva come avvio della nostra attività. Intanto si va avanti con il progetto per ridurre il problema, noto in città, della risacca all'interno del porto. Dopo studi e simulazioni, un mese fa l'azienda Acquatecno ha realizzato un progetto per la costruzione di una scogliera di 40 metri, una sorta di pennellino con altezza dal pelo d'acqua di 2,5 metri. Per i responsabili del porto dovrebbe risolvere più del 90% del problema. Lo abbiamo presentato al sindaco e col sindaco andremo presto, quando la regione sarà disponibile, a presentarlo in regione in modo da avviare la pratica. Il nostro auspicio è che per l'autunno-inverno prossimo si possa iniziare i lavori, che saranno brevi perché, essendo una cosa semplice, dovrebbe risolversi in 2 o 3 mesi. Infine, un passo alla volta, si va avanti anche per ottenere il collaudo della struttura portuale. Abbiamo risolto i problemi del distributore, stiamo aspettando l'ok dall'Agenzia delle Dogane per aprire di nuovo il distributore, stiamo chiudendo l'eliporto. La zona laggi ci preoccupa assai perché ci sono problemi di tipo di contenzioso legale pesante, però anche in quello stiamo cercando di arrivare a capo e di aiutare il sindaco ad ottenere il collaudo complessivo di tutto il porto. È stata archiviata l'inchiesta per l'alluvione del 2011 nello Spezzino, ne dà notizia l'ANSA della Liguria. Andiamo a vedere appunto la notizia riportata dal sito Ligure. Nessun processo dunque per l'alluvione del 25 ottobre 2011 che provocò 11 morti nello Spezzino. Lo ha deciso il GIP del Tribunale della Spezia, Mario De Bellis, che ha archiviato il procedimento dopo aver dichiarato inammissibile l'opposizione presentata dalle parti offese. Gli indagati per disastro colposo erano 10, tra cui gli ex sindaci di Monterosso, Vernazza, Borghettovara e Brugnato, tecnici e funzionari comunali e della provincia. La chiusura del fascicolo è arrivata dopo le risultanze dell'incidente probatorio che ha escluso responsabilità per le colate di fango su interi paesi generate da smottamenti ed esondazioni di fiumi e di torrenti. Ancora una notizia amministrativa: inizieranno tra settembre e ottobre e saranno conclusi entro la fine di quest'anno i lavori per il cablaggio in fibra ottica nel comune di Ne. Lo ha assicurato la società Open Fiber, assegnataria dell'appalto all'amministrazione comunale, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato il sindaco e il consigliere delegato all'informatizzazione. Nello specifico, il progetto prevede l'arrivo della fibra ottica nelle 862 abitazioni del fondovalle, comprese le frazioni di Frisolino, Chiesa Nuova, Campo di Ne e San Buceto. I restanti 612 nuclei abitativi saranno raggiunti da una rete wifi a banda ultralarga di nuova amministrazione. La Giunta di Ne ha evidenziato inoltre come prioritaria la necessità che la fibra ottica raggiunga la zona di Gambatesa, affinché, grazie ad un'efficiente attività promozionale, il museo minerario continui a confermarsi tra le attrattive più frequentate della Liguria. La riunione è stata fortemente voluta dalla Giunta per accorciare i tempi di realizzazione dell'opera, un risultato che sarà ottenuto grazie all'ausilio dell'ufficio tecnico comunale, che ha pianificato ogni azione per evitare intoppi di natura burocratica che possano essere causa di controproducenti ritardi in fase di autorizzazione prima e di realizzazione subito dopo.
Cambiamo tema, tra pochi mesi ci saranno le nuove elezioni del direttivo dell'Associazione Proscogli di Chiavari. Intanto l'ultima festa dei Santi Pietro e Paolo, con alla guida Paolo Barabino, ha portato numerose persone in piazza, complice anche il bel tempo. In questa occasione è stata benedetta la nuova statuina della Vergine al gruppo del Sale. Siamo andati a vedere. La statuetta della Vergine è stata ricollocata sulla roccia al gruppo del Sale. La precedente, che resisteva dal 1997, è stata inghiottita dalle onde nella mareggiata di fine ottobre. L'inaugurazione si è svolta in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo del rione Scogli. A benedire la statuina il diacono Francesco Pignataro. Grazie a Marco Levaggi e al Comune, la Vergine è tornata ad indirizzare il suo sguardo protettore verso il mare. Era un simbolo di tutti noi chiavaresi e oggi sono veramente orgoglioso di ripresentare questa Madonnina ai chiavaresi con la benedizione, ed è giusto farlo nella festa degli Scogli e la festa di San Pietro, perché questo rione testimonia la vicinanza di Chiavari ai marinai. Alla cerimonia hanno partecipato diverse imbarcazioni, canoe e gozzi. Una festa nella festa, quella del rione Scogli, che grazie ad alcune novità introdotte nelle serate ha portato numerose persone in piazza. Abbiamo cercato di modificare l'intervento musicale rendendolo un po' più attuale e la folla, la presenza ci ha dato ragione. E la gente è sempre legata a questa festa? Ma sì, la gente è legata. Ora i soci ormai sono rimasti pochi purtroppo, però è rimasto lo spirito. Ecco. E nel suo caso un bilancio di questi 2 anni alla presidenza? Si voleva cercare di recuperare un po' di spirito, probabilmente ci siamo riusciti. La messa è stata celebrata dal parroco Don Giacomo Canepa, che ha voluto recuperare il senso più profondo di una festa che parla di mare e di pesca. Intanto credere vuol dire vivere la propria vita in pienezza, non vuol dire solo una serie di riti, di tradizioni, nemmeno di preghiere, ma proprio Gesù vuole che nella libertà portiamo a compimento la nostra vita e che questo lo facciamo, la seconda cosa, decisamente, cioè la fede sia non una fede a singhiozzo, non una fede solo legata ad entusiasmi, solo legata a certi momenti, ma una fede che è una scelta giornaliera, quotidiana, decisa per Gesù. Oggi è una giornata importante per chi si mette in viaggio, infatti è il primo fine settimana di esodo di molti italiani che si mettono in viaggio per raggiungere le mete delle vacanze, quindi occorre fare attenzione anche sulla nostra rete autostradale. In questo momento andiamo a dare uno sguardo sul sito di Società Autostrade che presenta una situazione sostanzialmente tranquilla, occorre però guardare soprattutto alla zona di Genova. In questo momento viene segnalato traffico rallentato tra Bivio a 12A7, Milano-Genova e Recco, per traffico intenso, quindi anche nella zona tra Recco e Genova. E così sulla 10 Genova-Savona Ventimiglia è segnalata coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso, mentre nella zona di Savona in questo momento viene segnalata una coda di 6 km tra Celle Ligure e il bivio A10, l'inizio della complanare di Savona, appunto per incidente. Quindi in questo momento sulla rete autostradale Ligure, questa che state vedendo è la situazione più grave. In questo momento che vi stiamo parlando c'è una coda segnalata di 6 km tra Celle Ligure e il bivio della A10. Archi all'Opera è un quartetto di rappresentanza del Teatro Carlo Felice che propone tra l'altro una mini rassegna di concerti all'alba organizzati a Chiavari dall'amministrazione comunale. Una proposta insolita, certo, ma che ha incontrato il favore del pubblico, molto numeroso nonostante l'ora. Lo scenario del lungomare ha senza dubbio favorito l'intensità della performance, ma a strappare molti applausi sono stati anche i bambini del piccolo coro Faldi. A seguire il concerto per noi c'era Roberto Costa, vediamo. C'è stata un'affluenza di pubblico notevole che fa sempre piacere. A quest'ora, così presto, non ce l'aspettavamo e invece il pubblico di Chiavari ha risposto benissimo e per questo siamo felicissimi. Purtroppo non è uscito il sole come speravamo, siamo qui, eravamo qui per questo, però insomma non importa, uscirà. Anche se l'avete un po' invocato con O Sole Mio. Ho messa tutta, niente da fare, ma
tanto già quest'estate è piuttosto calda, quindi forse è anche meglio così. Ma cantare, Alessandro, così presto al mattino? È molto molto dura, soprattutto per non aver dormito, però poi all'aperto, insomma, ma diciamo che il pubblico è stato caloroso e quindi mi ha sostenuto e ho avuto modo di arrivare in fondo indenne. È stata una grande sorpresa per noi essere coinvolti, essere invitati a partecipare a questa manifestazione. Gli Archi all'Opera ci hanno coinvolto e l'emozione è stata grande per il contesto, per il pubblico, per il repertorio presentato, una bellissima esperienza. I musicisti hanno faticato, visto l'ora, chissà i bambini questa mattina come hai fatto? Diciamo che avevano tutti un vademecum per l'idratazione della voce fin da appena svegli, riscaldamento, e poi c'è da dire che la loro giovane età, se da un certo punto di vista è una fatica in più, però li rende molto più duttili a questo tipo di fatiche, ecco. Sono diversi anni che portiamo in giro per le città rivierasche della Liguria questo format di spettacolo, il concerto all'alba, ed è sempre una grande emozione. Qui a Chiavari adesso è il secondo anno, sono belle emozioni, diciamo che la musica ci aiuta ad amplificare questo miracolo di natura che è il sorgere del sole. Prima uscita ufficiale per l'associazione I Bambini di Malika, ideata dal vulcanico rappallese Ruggero Rossi, che sogna di costruire una scuola ed una polisportiva in Senegal, appunto a Malika. Il progetto, realizzato da un gruppo di ex studenti di ingegneria, è pronto e può essere finanziato. Ora l'associazione si è costituita ufficialmente ed è iniziata la campagna di raccolta fondi. Il Comune di Chiavari ha accolto favorevolmente il progetto e si è impegnato ad organizzare un evento di solidarietà. Le interviste. Che cosa avete sognato per Malika? Abbiamo sognato, su suggerimento di Ruggero, una polisportiva che cercasse di racchiudere più sport possibili, tra quali calcio, tennis, basket, e una realtà scolastica, proprio per dare una speranza e una possibilità a questi bambini che purtroppo non sono fortunati come noi. 13 edifici scolastici, strutture sportive e una tribuna spogliatoi. Chi ti ha aiutato nella realizzazione di questo progetto? Allora, siamo un gruppo di ex compagni, ormai colleghi di università, ognuno di noi ha le proprie competenze e ognuno ha messo il suo nella realizzazione di questo progetto, di questo sogno ancora. Quali soluzioni progettuali avete immaginato perché sia qualcosa che si integri perfettamente col paesaggio locale? Allora, abbiamo voluto utilizzare materiali locali proprio per dare la possibilità alle persone del luogo di lavorare e di dare una mano alla realizzazione. A noi interessa che i bambini vadano principalmente a scuola, perché giocare si può giocare ovunque, studiare no, studiare ci vuole una scuola. Il sostegno può avvenire in tanti modi. Qualcuno di questo gruppo è uno sponsor diretto perché coopera direttamente con la realizzazione del progetto, con lo studio del progetto, con anche la costituzione dell'associazione che è venuta in tempi lunghi grazie alla nostra burocrazia. La quota sociale è, come tutte le associazioni no profit, è una quota di 30 euro annuali che uno può, mettendosi in contatto con noi, venire a versare direttamente, piuttosto che adesso, quando avremo disponibili anche i dati bancari, farla tramite bonifico. La forma di continuità serve per il mantenimento delle strutture una volta che vengono realizzate e inizialmente serve anche per poter cominciare. Quindi queste, diciamo, sono le due piccole forme iniziali. Io vorrei, spero, aprire il cuore delle squadre di calcio professionistiche, perché vengono, tra virgolette, sempre etichettate col fatto che buttano via soldi da tutte le parti, pagando giocatori, facendo cifre astronomiche. Noi chiediamo delle piccole cifre, vorrei che queste squadre si comprassero un'aula. Linea alla rassegna stampa, ci ritroviamo subito dopo con gli ultimi aggiornamenti.
Inchiodati in mare è il titolo in apertura di Avvenire. Naufraga la trattativa per portare alla Valletta i profughi di Mediterranea. Altri migranti a bordo della Alan Kurdi. Si riapre il dissidio con la Germania ed è duello con il ministro. Cercano impunità. La replica: non c'è alcuna nave per il trasbordo. La fotonotizia centropagina: Ecuador, Amazzonia, i cinesi scavano le miniere. Pechino punta al rame e già inquina. E poi la politica italiana, la Lega rilancia, il Movimento 5 Stelle frena, al palo l'assegno per i figli, il paradosso di una misura che tutti i partiti dicono di volere e che mai arriva. All'interno del quotidiano cattolico la Grecia che va al voto, il tramonto di Tsipras, il premier che ha traghettato Atene fuori dalla crisi, nel voto di domani è dato in crollo, conservatori avanti. Prima pagina del secolo XIX, Conte, se l'Italia vuole contare, votiamo la nuova Presidente europea. E poi i migranti, Salvini contro la ONG che ha soccorso 54 persone. E la fotonotizia che appunto pensa alla Grecia, alle urne, il paese che non crede più a Tsipras. Adesso la prima pagina del Levante, assedio dei ladri a San Massimo, un arresto, adesso è caccia ai complici. In manette è finito un uomo di 43 anni, originario dell'Albania, lo ha tradito un'impronta lasciata in una delle case depredate. C'è la foto del momento dell'arresto e anche il profilo dell'uomo di 43 anni e l'indagine appunto che va avanti, è accusato di almeno 7 furti avvenuti nell'ultimo mese. Le indagini appunto proseguono. Consiglio comunale di Zoagli sospeso, arriva il commissario, decisione della prefettura, il passo successivo sarà lo scioglimento definitivo, nominata Ornella Sansalone. A Rapallo, dalla stazione a San Massimo, 30 euro per 3 km in taxi. Una cittadina segnala al sindaco il conto pagato ad un'auto pubblica senza ricevuta, la categoria insorge, basta fango, denunce ai carabinieri, chi ha sbagliato. C'è una notizia che riguarda Sestri Levante, una squadra di polizia locale attiva da questa sera per la notte, si fa ancora più intensa la sorveglianza sul rispetto delle regole per la Movida. Ieri la riunione operativa sugli eventi estivi tra Comune e Forze dell'Ordine. I poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato un 32enne straniero pluripregiudicato e senza fissa dimora per tentata rapina, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il fatto ieri sera: l'uomo in stato di alterazione alcolica ha tentato di rubare il denaro dalla cassa di un ristorante etnico minacciando il titolare e cercando di colpirlo. All'arrivo della volante stava ancora sbattendo i pugni contro il bancone e insultando gestori e clienti. Gli agenti hanno provato a calmarlo ma ha opposto resistenza e li ha feriti. Anche all'interno del commissariato ha mantenuto un comportamento oltraggioso e violento, danneggiando 2 sedie della sala d'attesa. Altri aggiornamenti di oggi dalla redazione, dove è pronta Emanuela Castello. A te, Emanuela. Sì, grazie Maurizio e buongiorno a tutti. Questa mattina a Carasco si è svolta una nuova riunione del neonato coordinamento degli amministratori della Val Fontana Buona. Il tema è stato quanto mai attuale, quello che è stato affrontato, quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Un tema che ha visto coinvolti diversi amministratori della zona della Val Fontana Buona, partendo da Carasco poi per tutta la valle, ed erano presenti anche il presidente del Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia, Angelo Consiglieri, e il vicepresidente Aldo Gino Rissetto. A coordinare la riunione il consigliere della città metropolitana Elio Cuneo, ed era presente anche il presidente della Commissione Ambiente della Regione Liguria, Luca Garibaldi. Sono stati affrontati diversi temi, ovviamente, anche se è stata sottolineata l'importanza di partire dal basso per favorire una corretta differenziazione dei rifiuti. La riunione si è conclusa poco prima della messa in onda dell'edizione del nostro telegiornale. Roberto Costa ha realizzato queste interviste. Qual è il consiglio che può dare al singolo cittadino? Chiedo scusa, ma come ho detto, siamo arrivati alla tariffa che arriva alle famiglie, dalle famiglie può partire anche il discorso come pagare meno tariffa, e provo, diciamo, ad esprimermi in questo senso: meno sostanza organica, umido o frazione organica dai rifiuti solidi urbani arriva in discarica, meno si produce percolato e minori sono i costi di produzione. E questo deve partire dalla cucina di casa, da come si porta giù nel cassonetto la frazione organica, dal raccoglitore della spazzatura, il comune che faccia la sua parte, ognuno per il proprio conto tra i 18 comuni del Consorzio Rio Marsiglia, perché poi su così arrivano, diciamo, i camioncini che portano la rumenta, che è divisa tra rifiuto solido urbano e
frazione organica del rifiuto solido urbano, e se è divisa bene ed è già messa bene ci consentono di lavorare meglio. I sindaci cosa possono fare sul territorio? Dunque, è un argomento delicatissimo, importante e attuale. Insieme a quello dello smaltimento delle acque, delle reti fognarie, quello dei rifiuti è uno di quei temi, come ho detto poc'anzi, veramente di attualità e delicatissimo. L'azione dell'amministrazione comunale deve essere mirata alla crescita culturale, che non è semplice, attraverso la corretta informazione, la corretta e doverosa informazione su tutta la cittadinanza, in modo particolare partendo dai ragazzi delle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, e a crescere laddove esistano scuole di ordine superiore attraverso tutto il mondo dei ragazzi, perché solo facendo un'azione importante, incisiva, veramente di crescita culturale e soprattutto rispettando l'ambiente, si otterranno poi dei conseguenti risultati a valle. Parleremo ancora dell'incontro di questa mattina a Carasco, l'appuntamento naturalmente con il telegiornale di questa sera in onda alle 19:15. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, buona domenica a tutti.